Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su Football Manager, siamo con il nostro Leicester, siamo in Capital One al King Power Stadium, quarto turno di Capital One contro il Manchester United, che è vero che abbiamo battuto in campionato, ma è anche altrettanto vero che siamo in un momento un po' così di forma. Abbiamo Okazaki ancora leggermente infortunato, abbiamo messo King al suo posto, proviamo questo buon King. Lo sarebbe bello passare ragazzi, però la vedo abbastanza dura sinceramente. Purtroppo siamo in un momento un po' così, però almeno un trofeo lo voglio portarlo a casa, sarebbe buono. No, cazzo, ho sbagliato. Vabbè. Buona fortuna ragazzi. Ok, aspetta che però mettiamo l'audio. Ok. Si comincia ragazzi al King Power Stadium. Quarto turno di Capital One Drinkwater per Bernardeschi. Bernardeschi vede Vardi, vai Vardi. Vardi, fa tutto Vardi, niente da fare. Bravo Morgan. Drinkwater, King. Vai Brunone. Vai il nostro Brunone pazzo. Bravo Bruno. Non ci credo, un miracolo su Vardi. Siamo partiti bene come al solito, però dopo non riusciamo... Insomma, non sempre riusciamo a portare a casa la vittoria, pur partendo bene. Kanté. Drinkwater, niente da fare. Dai ragazzi, crediamoci. Siamo già al 18esimo, partita ferma in questo momento. Sicuramente non stiamo giocando male, me lo dice anche insomma, il commento. Attenzione Marez. Cosa fa Marez? Non ci credo. Bernardeschi a porta vuota di testa fa un errore inconcepibile onestamente. Ma porca puttana, traversa piena di Bernardeschi di testa. Marez. Drinkwater, bravissimo. Vardi, gol. Grandissimo Vardi, 1-0 Leicester. Grande Vardi. Grande Vardi. Forse era fuori gioco però, eh? Aspetta che faccio poco turnover purtroppo, perché non sono... Le riserve non mi danno sempre tranquillità, vabbè. Dai, andiamo sul 2-0. Attenzione, mamma mia che rischio per lo United. Kanté. Bernardeschi tira. Grande De Gea. Grande il porco di De Gea. Dai King. Bruno Perez. Niente. Primo tempo se ne va 1-0 Leicester, stiamo giocando benissimo, con energie, continuate così, power, ok. Abbiamo qualcuno stanco, abbiamo Bruno Perez, Brunone Perez. No. Dobbiamo toglierlo perché sennò non possiamo rischiare di perdere Perez. È un giocatore troppo importante. Mettiamo Ut, che rientra. Buono. Drinkwater. Bernardeschi. Drinkwater. Marez. Kanté. Ancora per Marez. Vai Marez, mettila in mezzo bene. Niente da fare. E c'è calcio d'angolo per il Leicester. Marez dalla bandierina. Dai fioi su. Ut. Vai Marez. La mette in mezzo. Fallo. Calcio di rigore. Dai fioi. Poi andiamo sul 2-0 per piacere. Marez contro De Gea. Marez contro De Gea. Ti prego Marez. Eccola là. Rigore sbagliato da Marez. Puttana troia. Potevamo andare sul 2-0 e chiuderla, invece no. Vai Marez ancora in mezzo, niente. Stiamo dominando però, eh. Drinkwater recupera Mata.
Rooney. Attenzione, no, dai, no, 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 no. Lingard. Mamma mia, cosa ha preso Schmeichel. Che partita, ragazzi. Parliamo un attimo la squadra. Incoraggiamoli che non devono perdere la fiducia, raga. Non devono perdere la fiducia. Attenzione, Jones. Smalling. Ah, che rigore che si è mangiato Marez, però. Facciamo un po' di cambi. Allora mettiamo Gray proprio per Marez. Perché non mi puoi fare un errore così. E Ilner per Kanté, che anche lui è bello stanco. Ok. Diamo un po' di forze fresche all'Ester. Dai ragazzi. Speriamo di avere infortuni. Stiamo giocando bene, però siamo anche veramente sfortunati. Un rigore... Sbagliare un rigore col Manchester non è mai positivo, raga. Siamo al 70°. Dai, cazzo, dai, chiudiamola. Cazzo, l'Arsenal sta crollando con lo Sheffield Wednesday. 3-1, pazzesco, Beppe, pazzesco. Anche il City perde. Gray. No, no. Siamo stanchi, però. Bravo Ut. King. Ha fatto una buona partita, King. Bravo, Bernardeschi. Bernardeschi fa un errore abbastanza inaccettabile. Mata. Recupera Ut. Vai Dorian Gray, vai Dorian, vai Doriano. King bellissimo per Vardy. Fuori gioco. Fuori gioco purtroppo, sì, fuori gioco. Show. No, Mata, ma non possiamo fare ste Mamma mia, bravo Schmeichel. Dai raga, Vardy. Serrate le file, raga. Fuchs. Per Schmeichel, bravo, buttala su. Vardy, spondona di Vardy, molto bella per Gray. Bellissima azione per Ardeschi! 2-0, Federico Bernardeschi. Bravo Berna, molto bravo il Berna. Grande Berna. Il City è pareggiato, 3-2 dell'Arsenal. Vai Fuchs. Bernardeschi, Gray, King, stop di King, mamma mia peccato. Dai che battiamo ancora il Manchester e andiamo avanti in Capital One, bravissimi ragazzi, bravissimi. Buona prestazione, bravi ragazzi. Con energia, mi riempie d'orgoglio. Ragazzi, sì. Sorteggi Capital One, quarti di finale. Sorteggio automatico. Prima squadra. Abbiamo una squadra semplice. Birmingham. Ipswich, cazzo, che sfiga. Fulham, dai, Fulham va bene. Leicester, ok. Siamo Chelsea e Tottenham, ce li siamo tolti dai coglioni, devono affrontarsi insieme. No, peccato. Comunque il Tottenham si può anche battere col Chelsea, mi preoccupa un po'. Comunque dai, sorteggio abbastanza abbordabile, anzi più che abbordabile, una squadra di Serie B. Possiamo assolutamente fare qualcosa. Oh, Leeds, cazzo, il nostro Leeds va sempre peggio, non c'è niente da fare. Niente, il Leeds non riesce a ingranare. Siamo in casa contro il West Bromwich, partita da vincere assolutamente. Robert Hutt non è in forma, ok. Ut non è in forma, sì, vabbè, ciao. Ut non è in forma, vabbè, infatti mi fa... Infatti era meglio forse mettere il secondo tempo, però deve cominciare a riprendere il ritmo partita, in caso lo leviamo nella ripresa. Raga, sta partita è da vincere assolutamente se vogliamo avere di nuovo ambizioni. Ok. Di vincere la Premier. Vuole la vittoria e offensivi anche. Beh sì, siamo, è il 17esimo il West Bromwich, per cortesia. Vai raga. Attenzione. Dopo la grande vittoria anche in Capital One, sono soddisfattissimo. Abbiamo tutto il Manchester sia in campionato che in Coppa, cazzo. Marez deve riscattarsi del rigore sbagliato, però. Bernardeschi. Bravo Berna, Kanté. Put. Okazaki. Marez, e subito.
Io sto a chi? Riyad Mahrez. 1-0 Leicester, bravi raga. Lasciamo continuare così, non voglio prendere gol, voglio fare il clean sheet oggi, eh. Oggi pretendo il clean sheet, Mahrez. Bravissimo Mahrez, mamma mia. Occhio, eccola là, ecco la cagata. Come consigliato anche da voi ho messo uno a marcare e uno a difendere e non tutti e due a marcare. Vediamo un po' se la difesa migliora, però sicuramente il prossimo acquisto sarà un difensore, un altro difensore. Vai Jimmy Vardy, vai Vardy. Vardy se ne va, tutto solo Vardy, tutto solo Vardy. Sbaglia però, Fuchs. Niente. Mamma mia che campionato, la Tottenham è una partita in meno comunque, però un campionato bellissimo, eh. Sarà molto equilibrato secondo me, Bruno Perez. Non ci... No, Bernardeschi non può mangiarsi 50 gol a partita, però dai. Okazaki, Vardy. Stiamo sprecando l'impossibile. Dopo le paghiamo ste robe, raga, siamo in Premier. Siamo in Premier, Marez. Fuchs, Drinkwater, Kanté, Brunone Perez, Brunone. Fuori gioco di Vardy. Primo tempo positivo, ma potevamo essere già sul 3-0. E dopo la paghiamo, ecco che la paghiamo, gol. Eccolo là. Schmeichel sbaglia, gol del West Bromwich. No, adesso mi incazzo però, No, ma che cazzo. Cioè, aggressivi. Cioè, no, cioè, adesso guarda come cambiamo tutto. Sarà dura questa stagione, mamma mia. Schmeichel, svegliati perché sta giocando di merda. Stiamo dominando, Marez. Vai Berna, mettila in mezzo, andiamo a fare il 2-1. Gol di Vardy, mamma mia. 12° gol in stagione per Jimmy Vardy, ma... non riusciamo a fare un clean sheet, raga. Cioè, non comprendo sinceramente perché avevamo queste... Come si dice? Avevamo proprio delle... amnesie difensive. Gol. Grande Kanté. 3-1. Cazzo, non ho la foto di Kanté, incredibile. Ok, buon primo tempo. Continuate così, cosa cazzo possiamo dire? Facciamo controllo, vediamo se riusciamo a controllare sta partita. Vai. Non è che è importante questa vittoria Bernardeschi, subito il Berna. Vardy. Peccato. Il Chelsea sta crollando, il Chelsea 2-0 in casa con lo Stoke. Interferita al capo di Okazaki, si spacca sempre il capo, vabbè. Va bene. Drinkwater, Morgan. Rigore. Calcio di rigore. Tanto facciamo un cambio, mettiamo Ujoa. Per Okazaki cambiamo modulo. Tanto sappiamo fare anche questo. E Ujoa ce lo cazziamo. Centravanti, attaccare. E mettiamo anche... abbiamo avuto distrutto. Mettiamo Balanta. Così giocano un po' tutti. Va bene. Perfetto. Antonio Morgan, quello che marca. Buono. Così proviamo anche il doppio attacco. Insomma. Attacco a 2 punte. Marezza segna sto rigore, andiamo a casa per cortesia. Dai.
Se sbaglia anche questo metto Vardy a tirare i rigori, Gol! 4-1. Vai. Ok. Serrate le fila, non voglio prendere altri gol, Bruno Perez. Marez. Vardy. Kanté, Bernardeschi e finalmente... Bravo Berna. 5-1, ragazzi, stiamo massacrando, Grandi, raga, grandi. Kanté, Kanté. Lambert recupera. Dai, ragazzi, freghiamoli sta palla, però. Lambert. Mamma mia, ma ragazzi, ma siamo 5-1. Siamo in controllo della partita e facciamo ste stronzate, cioè non lo so. Kanté. Bruno Perez, solito cross, Vardy, gol. 6-1. Bruno Perez è stato un acquisto abbastanza buono, Bravi ragazzi. Bravi, 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 dai, non possiamo dire un cazzo, però il clean sheet non arriva. Dai, Balanta. Drinkwater, facciamo anche il 7. Balanta. E 7, mamma mia ragazzi. Mamma mia, che squadrone però, Ho fatto una buona tattica per questo Leicester, sono soddisfatto. 7-1 non è male. Bravi ragazzi, bravi. Finisce qua, Leicester 7, West Bromwich 1. Yes! Ben fatto, beh, direi ok ragazzi, ultima partita di oggi contro il Norwich, che se siamo fuori casa, raga, dobbiamo assolutamente... In realtà il Norwich non mi sembra messo malissimo in classifica, anzi, è in zona Europa League in realtà. Eh sì, è quinto, cazzo. Eh sì, ha solo 4 punti meno di me, abbiamo il Tottenham che ha 28. Il Tottenham ha una partita anche in meno, il Tottenham sta scappando ragazzi, non va bene. Questa bisogna vincerla chiaramente, anche per distanziare i quinti. Facciamo cantare i tifosi, proviamo ancora offensiva. Vai ragazzi. Abbiamo tenuto la stessa formazione che ha fatto 7-1, anzi non potevo assolutamente togliere nessuno, sono tutti abbastanza riposati, non giocando le coppe chiaramente europee, aia gol. Todd Cantwell, 1-0 subito del Norwich. Pazzesco. Prendiamo gol dopo 4 minuti. Dio. Vai Schmeichel, vai, buon rinvio. Kanté, Brunone, Marez, Okazaki, Vardy, Vardy, non ci credo. Dai sveglia raga, dai sveglia, Marez. Kanté, Marez ancora, mettila bene in mezzo. Niente da fare. Cazzo, non possiamo perdere questa con Norwich, Dai, fioi, dai. Domando di più, dai raga, su. Niente, niente. Niente da fare. Via, Drinkwater e Uta Moniti. Bene. Marez. Guarda, siamo spaccatissimi centrocampo. Mamma mia, siamo veramente spaccati da morire. Aia. Bravo. Vai Marez, svegliamoci. Okazaki. Vardy. Niente da fare. Drinkwater, Okazaki. Vardy, mettila in mezzo. Ma Dio Cristo però.
Niente. Vai. Drink water. Okazaki. Niente, vaffanculo, va. Stiamo giocando non bene. Sì, mi aspetto uno spettacolo molto diverso. Diamoci una svegliata, raga, che non mi va proprio cioè, non possiamo perdere, dobbiamo rimontare assolutamente. Dalle nostre grandi rimonte. Niente, 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 dai, dai che siamo... Dai ragazzi, dai. Cante. Bravo Vardi. Vai Marez. Sbagliata anche questa. Niente, facciamo cagare oggi. Gol. Okazaki ha fatto cagare oggi. Ujo. No. Ok. E mettiamo anche Ilner per drink water. Aspetta un attimo, pausa, che se no mi perdo anche. Ok. Vai raga. Pazzesco. Se perdiamo questa è pesantissima, raga, eh. Pesantissima sconfitta. Vai Schmeichel. Butta su per Marez, che non la prende di testa chiaramente. Siamo troppo discontinui. Ai ai ai, gol gol. Incoraggiamoli, sti stronzi, non so più cosa fare. Ancora. Vai Kanté. Kanté. Ujoa. Dai, pareggiamo la Marez, Marez, Marez. Brunone, Brunone. Vai Bruno Perez, vai Marez. Niente, 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 niente. Non va. Non va, ai ai ai, addirittura arriva il 2-0. Siamo anche fortunati, meritiamo di perderla, sì. Meritiamo di perderla purtroppo. Proviamo il tutto per tutto. Marez. Cioè, non riusciamo a fare un'azione, raga. Cioè, io non lo so. Passiamo dal 7-1 col Bromwich a perdere 1-0 col Norwich. Va bene, bravi ragazzi. Vardi, dai, svegliamoci, Vardi. Bravo Vardi, mettila in mezzo. Niente. Non giochiamo da squadra oggi. Put. Inler. Bravo Inler, bello. Niente da fare. Brutta sconfitta di una pesantezza inutile. Mancano 30 secondi, guarda che roba, guarda che roba. Mamma mia, sono furioso. Non si può perdere così. Kanté. Finisce qua ragazzi, peccato. Niente da fare raga, siamo crollati proprio in maniera brutta. In maniera brutta. Non voglio neanche parlare, abbandono la conferenza stampa. Siamo quarti a 24 punti, a 2 punti, a 4 punti dalla seconda e a virtualmente a 7 punti dal Tottenham. Non benissimo, raga, non benissimo. E Chelsea e United sono anche indietro, che Arsenal e City vanno bene, il Tottenham è fenomenale. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!